Ciao a tutti, sono felice di rivedervi, sono sempre tanto emozionata perché per me è un onore. Oggi continueremo sull'onda di quello che abbiamo iniziato la volta scorsa, cioè col primo forum della chat Noie Eco. Infatti questo lo abbiamo chiamato secondo forum della chat Noie Eco, perché in seno a quella chat e in seno anche alle terre siciliane sono emerse delle altre domande. E mi sono accorta che queste altre domande sono in perfetta continuità con le prime perché la volta scorsa abbiamo accennato a quanto le leggi naturali abbiano un quoziente invisibile ed effettivamente le domande che sono emerse continuano a riguardare strettamente lo spirituale e quindi sono domande che riguardano questo invisibile perché sembra che proprio come gruppo stiamo cercando di risalire il piano della causalità di cui spiegherò. Abbiamo visto che per aver dimestichezza con le leggi naturali dobbiamo affinare questa parte, questa antenna che ci fa parlare di invisibile, perché è dall'invisibile che poi parte tutta la manifestazione appunto nel mondo manifesto. Abbiamo accennato al fatto che il pensiero, che è la prima legge naturale, cioè il mentalismo, ha questa caratteristica di essere invisibile. E per farvi capire quanto poi qualcosa di invisibile diventa concretamente tangibile, vi riporto una frase che ho preso dalla chat di Salvatore Brizzi, il cui link di invito mi è stato gentilmente girato da Katia De Paolini, che è una amministratrice di Terre Siciliane. Dice Salvatore Brizzi, dice il carattere dei nostri pensieri plasma il nostro corpo, in particolare il nostro viso. La direzione costante del nostro pensiero determina la postura, l'andatura, i gesti, i blocchi e le rigidità. La forma, le proporzioni del corpo e la longevità sono determinate dalle incarnazioni precedenti. Quindi il pensiero crea fino a ottenere la sua più piena manifestazione proprio nel soma e nelle caratteristiche somatiche. La volta scorsa abbiamo detto anche che le altre leggi hanno una stretta connessione con l'invisibile, sicuramente la seconda legge che è quella della corrispondenza, perché per esempio noi non possiamo vedere l'universo, nel senso il nostro occhio non si può allungare talmente in alto da percepire la struttura della galassia, ma sicuramente possiamo guardare un broccolo, cioè significa che riusciamo a fare la corrispondenza fra l'estremamente grande e quello piccolo e quindi in qualcosa di estremamente piccolo riusciamo a vedere qualcosa che non riusciamo a percepire con i nostri occhi. E anche nella polarità abbiamo una parte diciamo invisibile che resta sempre nascosta perché la polarità non è altro che il periodo che unisce due opposti facendone un processo. Quando noi osserviamo il segmento di quel processo, significa che l'altra parte del processo è nascosto e quindi in questo caso la parte invisibile della polarità è quel processo al momento nascosto, ma che si manifesterà e che possiamo addirittura prevedere se noi guardiamo alla periodicità della polarità. E ancora abbiamo detto la volta scorsa, il ritmo ha un quoziente invisibile, perché per tanti motivi, uno dei quali è che la struttura ritmica, per esempio quelle che studio io in percussioni, che si chiamano pattern ritmici, sono costituiti prevalentemente non tanto dal suono che io riproduco, quanto dalla pausa che inglobano. Per esempio, se io faccio un ritmo con la voce che fa dum, takadum, ta, da, da, takadum, ta. Cosa significa? Che lo spazio vuoto sta creando la forma del pieno e quindi sono le pause che determinano la forma di quel ritmo. Tant'è vero che sono musicisti di altissimo livello che dicono che in realtà le opere sono fatte dalle pause, non sono fatte dalle note. Immaginate quanto sarebbe fastidiosa un'opera assolutamente satura di note. Ci sono dei compositori, diciamo, un po' in erba che usano questa cosa di saturare i livelli, ma non è mai funzionale, non è mai armonico quanto forse una manifestazione egoica nella creazione, nell'atto della creazione. E ancora avanti, nella legge di causa-effetto abbiamo visto che il quoziente di invisibilità
è il fatto che spesso l'effetto può allontanarsi dalla causa, quindi noi non riusciamo a fare delle connessioni immediate. Ma un altro effetto che spesso non riusciamo a cogliere, proprio perché magari non ci esercitiamo alla percezione di questo invisibile, è sicuramente il fenomeno dell'entanglement, che riguarda strettamente la legge della causa-effetto, perché dice che siamo tutti strettamente collegati. Quindi se qualcuno, per esempio, a cui sono particolarmente legata, a un rapporto animico profondo, subisce un lutto molto lontano da me, io, collegata a livello eterico, in un meccanismo di causa-effetto, sentirò quel dolore a mia volta, molto prima di quanto può fare una telefonata o una connessione online, perché quando noi già proviamo il desiderio di contattare il nostro amico per consolarlo, grazie dei cuori, che bello, per consolarlo, abbiamo già, diciamo, percepito quell'informazione a livello eterico che è 10.000 volte superiore. Ma perché ho voluto riagganciarmi a questo quoziente dell'invisibile? Perché le domande che sono pervenute, come dicevo, continuano a riguardare l'invisibile. Per esempio, sono domande sui nostri pensieri, sulle nostre azioni, vi è la domanda di risalita sul piano della causalità, sono domande che riguardano l'incarnazione, sono domande sulla ricerca spirituale, sulla scelta e il libero arbitrio, sugli archetipi e sui personaggi. C'è qualche microfono aperto? Ok. Quindi andiamo nel pieno della discussione a secondo delle domande che sono state amorevolmente, perché secondo me è un grande atto d'amore questo, elaborate dall'utenza che abbiamo avuto la volta scorsa. La prima domanda di cui ci ho messo lo zampino è: siamo qui per istruirci o lasciarsi istruire? Io entrerò dentro questa scaletta, vi chiedo di lasciarmi strutturare tutto il discorso fino alla fine, dopodiché aprirò la chat a tutte le domande che avete, per cui vi prego di prendere appunti passo passo, in modo tale che, finito il discorso logico dall'inizio alla fine, io avrò tutta la serenità di potermi dedicare a ogni vostra curiosità. Allora, siamo qui per istruirci o lasciarci istruire? Siamo qui per istruirci. Questa è una riflessione sulla qualità dell'istruttore. Per rispondere a questa domanda devo fare una differenza fra quella che è la ricerca e quello che è l'indottrinamento. Quando io ricerco, significa che ho già una consapevolezza di me, anche delle mie fallacità e dei miei limiti, e quel che sto ricercando è semplicemente il pezzetto che mi manca di me. Io sto ricercando una parte di me. Da questo presupposto significa che quando io incontro un istruttore, letteralmente userò benevolmente l'istruttore per cercare quelle risposte alle domande che io ho già chiare dentro di me. Quando questo non accade, vuol dire che io accoglierò tutti gli istruttori di passaggio nella mia vita senza discernere se hanno delle reali risposte alla mia ricerca, e questo mi porterà a emulare o addirittura a porre sul piedistallo. Ma quando avviene questo, accade che l'istruttore regolarmente viene deificato e un momento dopo viene buttato giù. Quindi una ricerca che non passa da questo stato della consapevolezza è più un atto adolescenziale infantile che non una volontà di compiersi nell'identità, quindi nella partorire l'io sono. Questo aspetto, cioè l'inconsapevolezza, l'accogliere tutto quello che viene dall'istruttore, non capire che l'istruttore è un uomo, una donna come noi e quindi ha i suoi limiti, forse ha molto a che fare invece con l'indottrinamento. La differenza fondamentale è che l'indottrinamento è fatto per, come dire, convincere. L'indottrinamento è un'opera persuasiva che ha uno scopo, ha il fine di ottenere un potere, quindi quel leader vuole manipolarci per avere un potere su di noi, e allo stesso modo noi vogliamo utilizzare quell'ideologia del leader per arrivare a una meta. Questo non va bene, perché chi è ricercatore di se stesso sa bene che la ricerca non finisce mai. A una porta che si apre, accade per esempio quando si studia dalle bibliografie, ma quando si scende nell'inconscio ancora peggio. Per una porta che si apre, 10 camere si trovano.
E allora, fatto questa premessa, quindi che ci incanala verso la direzione della ricerca e non dell'indottrinamento, e quindi non di un modo bulimico anche di abusare di coloro che hanno qualcosa da dirci, a darci, un modo che ci porta a emularli un po' senza senso, possiamo finalmente intraprendere il cammino della conoscenza. Quindi noi scegliamo cosa, quando e come il nostro istruttore voglia darci. E perché questo? Perché abbiamo deciso di non obbedire più. Ecco la differenza, un'altra differenza fra indottrinamento e ricerca. La ricerca è di chi si è stufato di obbedire, l'indottrinamento è chi invece vuole continuare a delegare, vuole continuare a dipendere. Mi sono persa. Ok, quindi siamo in questo cammino in cui vogliamo ottenere conoscenza. La legge naturale cosa dice al proposito? Che noi facciamo come un cammino che potremmo iscrivere ai salti di ottava che si fanno in un percorso che risale alla causalità, cioè alla fonte, cioè al perché delle cose, perché le cose avvengono. Qual è questa risalita? Allora, in questo percorso di risalita delle fasi della casualità abbiamo alla base sicuramente l'ignoranza. L'ignoranza è diversa da nescienza perché è uno stato in cui tu puoi reperire informazioni ma non lo fai per pigrizia o paura, e questo ti carica di karma perché ciò che avresti potuto fare non l'hai fatto, quindi stai recando un documento a te e all'altro. Ma in cosa si trasforma questa ignoranza? Si trasforma nella capacità di volere invece acchiappare l'informazione utile. E cosa ancora nella risalita sul piano della causalità? Abbiamo la necessità non solo di contrarre l'informazione, e non tutta l'informazione, se no cadremmo di nuovo nel tranello di voler utilizzare gli istruttori per tutto quello che hanno da dare, non solo per quello che ci necessita. Vogliamo trasformare l'informazione in conoscenza, in comprensione, scusate. Comprensione significa unire il razionale all'emotivo, il mentale al cuore. E ancora in questa risalita della causalità abbiamo sicuramente la necessità di trasformare la comprensione in conoscenza, e quindi cosa ce lo dice? Il fatto che siamo capaci di trasmettere cosa abbiamo acquisito, perché è passato attraverso le nostre profondità, lo abbiamo fatto nostro, non lo ripetiamo pedissequamente. E infine, in questa risalita sul piano della casualità, questa conoscenza diventa saggezza, diventa maestria e diventa sovranità, che è la parola che invoca sempre in tutti gli ambiti dell'autodeterminazione. Allora, da uno stato di ignoranza ci facciamo promotori della verità. Cosa distingue, diciamo, tutto questo? L'atto co-creativo che noi facciamo con l'atto di contrarre informazione, un atto non passivo. La seconda domanda che ci è stata posta è stata: l'anima viene già con un programma? Allora, è stato abbastanza complesso rispondere a questa domanda, però ho cercato insomma di andare per le vie della mente e del cuore. Allora, indubbiamente noi abbiamo conosciuto la legge della causa-effetto. La legge della causa-effetto, cioè io determino quello che sono oggi, le mie azioni del passato determinano le circostanze che vivo ora, e quindi io sono creatrice del mio presente. Se parliamo di legge di causa-effetto, legge naturale della causa-effetto, non possiamo che sposare la legge del karma, perché dice proprio questo e lo allarga sul piano delle incarnazioni. Ovviamente, se noi concepiamo il karma come una programmazione, allora dovremmo dire che l'anima arriva già con un programma. Però questo programma ha un quoziente sia determinista che indeterminista, cioè ha un quoziente che noi non possiamo cambiare
perché quello che abbiamo fatto e quindi dobbiamo estinguere o perseverare quei gesti nel nostro presente a secondo di quel che abbiamo fatto prima. Quindi è qualcosa di già determinato a cui non possiamo sfuggire, ma c'è un quoziente determinista, cioè che io determino nel presente perché posso decidere di perseverare qualcosa di sbagliato che ho fatto nel passato oppure estinguerlo. In questo quindi potremmo fare una differenza fra quello che è il karma, cioè questa programmazione, e il dharma. Potremmo dire che il karma ha più, si carica più della sfaccettatura della scelta, mentre il dharma esprime molto più profondamente quello che è il libero arbitrio. Mi spiego. Il karma potrebbe essere spinto da scelte. Le scelte possono essere anche solo emotive o solo razionali e quindi potrebbero reiterare gli errori che sono stati fatti in passato. Per esempio, anche il nostro dare un consenso non informato è una scelta che facciamo inconsapevolmente, quindi la scelta può caricarsi anche del quoziente dell'inconsapevolezza. Mentre il libero arbitrio, probabilmente nell'analisi che ho fatto, e magari ne discutiamo insieme, accede a una sfera un po' più consapevole, cioè cosa presume? Il fatto che io sono consapevole del fatto che ho il libero arbitrio, cioè che ho la capacità di scegliere tra il bene e il male e lo applico con consapevolezza. Quindi anche quelli che scelgono di perseguire riti demoniaci lo fanno con consapevolezza, quindi utilizzano la legge del libero arbitrio con la consapevolezza di quello che stanno facendo, così come chi sceglie un dharma per portare pace nel mondo sceglie attraverso la legge del libero arbitrio con consapevolezza cosa fare. Quindi il karma è forse un po' la parte più pesante e oscura, con questo versante inconsapevole, mentre il dharma è già una vocazione dove noi abbiamo scrollato un po' di dosso gli effetti karmici e possiamo dedicarci alla nostra vocazione. La caratteristica, come dire, del determinismo e dell'indeterminismo c'è in entrambe le cose, c'è nel karma e c'è nel dharma. Appunto, ripeto, è solo una differenza sul piano della consapevolezza. Personalmente, nella mia esperienza di vita, ho visto che sto lavorando contemporaneamente a un debito karmico e a una vocazione di tipo dharmico, perché ho capito di avere un karma ereditato non solo dalle mie azioni individuali, ma anche un karma familiare, quindi il karma è una legge che si espande per cerchi concentrici, anche un karma familiare, anche un karma geografico, anche un karma politico, perché no, fino ad arrivare a grandi cluster, tutto è uno dentro l'altro, nelle leggi naturali è sempre una matriosta. Quindi cosa vuol dire? Questa programmazione significa indubbiamente allentare il mio debito, come sto facendo per esempio nel cammino dell'autodeterminazione, perché è stata una scelta inconsapevole di tipo karmico, a farmi accettare di diventare il collaterale di un'azienda privata della Italy Republic of, cioè è stato un karma inconsapevole che mi ha fatto accettare di estinguere il debito della corporazione aziendale, quindi di assumere in me un karma che non mi apparteneva. Risolto questo, passo al mio dharma, ma quando io dico la programmazione tra virgolette dharmica, non intendo che l'anima viene marchiata in modo deterministico da un programma preciso. Non bisogna, secondo me, intenderlo in questo senso, perché quando siamo sul piano dell'essenza, la programmazione o l'anelito che ci diamo in amore è quello di incarnarci per portare una missione. Quando io dico missione, posso anche dirla in una parola, voglio portare per esempio la pace. Allora, ci sono milioni di modi in un'incarnazione in terza dimensione di portare la pace, per cui non significa
dire voglio portare la pace non significa che devo diventare un alto funzionario di non so che si propone di portare la pace nel mondo. Io posso cambiare costantemente nella mia vita anche ruoli, anche forma, perché il modo di portare questa missione può essere molteplice, quindi non è un modo di sclerotizzarsi dentro un ruolo. Pensiamo infatti che noi moriamo di 7 anni in 7 anni cellularmente e sappiamo di come il pensiero determina il cambiamento somatico, ma anche spiritualmente. Io per esempio sono morta 7 volte, tanti quanti sono i miei cicli, perché ho 47 anni e sto rientrando nel 7° ciclo settenario dove si sta aprendo l'ultimo chakra per potermi connettere col divino. Allora, alla domanda l'anima viene già con un programma, dobbiamo sempre pensare che sia karmicamente che dharmicamente ci siamo determinati, quindi siamo noi che ci programmiamo, quindi è un atto di libero arbitrio, ma dobbiamo considerare questo non come un atto solipsistico, ma come il gesto di co-creazione con un ordine più grande della creazione. Come diceva Malanga, quest'onda entropica che raccoglie tutte le informazioni proprio dalle anime e si struttura in modo sempre più ordinato e innalza la vibrazione così che noi possiamo avere esperienza sempre di qualità superiore vibrazionalmente e quindi anche strutturalmente. Vanno sempre insieme, l'uno non esclude l'altro. Infatti, a tal proposito, ho pensato che questa domanda, cioè di non capire quanto noi determiniamo e quanto noi non determiniamo, e il fatto di tendere a separare le cose, viene da una istillazione di tipo culturale che risale ad Agostino e a Lutero. Agostino, per esempio, dice, siccome hai peccato, hai perso la libertà perfetta e puoi perseguire il bene e il male. Invece Lutero cosa diceva? Lutero parlava di predestinazione assoluta, quindi Lutero nega assolutamente il libero arbitrio come scelta. Quindi Lutero, è assolutamente un determinista, nel senso che pensa che esiste un ordine predeterminato in cui l'uomo non può entrare, perché ne è sottomesso, mentre Agostino introduce l'idea che tu puoi determinare te stesso, sia karmicamente che dharmicamente, attraverso il libero arbitrio. Forse appunto il libero arbitrio invoca questa missione superiore, questa capacità di discernimento. Vi prego su questo di prendere appunti se avete idee, perché è un argomento su cui ho bisogno del vostro aiuto per svilupparlo, perché è un'idea in germe, è qualcosa che io ho acchiappato in punta dei piedi, ma che ha bisogno di più maturazione. L'altra domanda che è arrivata in chat è: qual è la differenza tra personaggio e archetipo? Ancora una volta questa distinzione potremmo rimetterla dentro come appunto una matriosca alla differenza che abbiamo fatto fra karma e dharma. Direi che il personaggio potrebbe essere iscritto alle vicende karmiche, cioè quelle leggermente più inconsapevoli, secondo questa mia analisi, mentre l'archetipo potrebbe essere un tipo di riferimento a cui ci ispiriamo, da maggiormente consapevoli, che ci fa compiere opere e quindi ci fa compiere la missione dharmica. Ma andiamo a analizzare la parola. Innanzitutto, sì, l'archetipo, cos'è l'archetipo? Viene da arché e typos. Arché significa il principio profondo, typos significa il modello, il prototipo. Quando io mi ispiro a un archetipo e vi chiedo di mandare la prima slide, se possibile, io continuo a parlare. Quando mi ispiro a un archetipo, io ho già tradotto i miei demoni in angeli, li ho trasformati. Vedete, abbiamo i 7 chakra con le note, abbiamo i demoni, prima finca, abbiamo la seconda finca che sono gli angeli, quindi la risoluzione del demone. Abbiamo gli archetipi. Gli archetipi sono la madre, l'amante, l'eroe, il guaritore, l'artista, il veggente, il maestro.
Questo elenco risale il piano della causalità, scusate, cioè dalla madre al maestro abbiamo una risalita dalla legge del genere, quindi manifestazione sul piano fisico, fino al mentalismo, cioè alla vibrazione più sottile che è quella del pensiero. E sappiamo che il pensiero a generare tutto. Dobbiamo immaginare le leggi naturali sempre uno dentro l'altra, la cui prima include tutte le altre. Il mentalismo contiene la corrispondenza, le vibrazioni, la polarità, il ritmo, la casualità e il genere, eccetera. Ma torniamo agli archetipi. Questi archetipi sono angeli trasformati in qualcosa di consapevole che ci ispira per portare nel mondo le nostre opere. Quindi sono archetipos, principi profondi, modelli. E questo archetipo si avvicina molto alle leggi naturali, perché incarnare questi archetipi, non uno ma possibilmente tutti, ci consente di compiere opere che sono allineate alle leggi naturali, perché come vedete dai demoni agli angeli, agli archetipi alle leggi abbiamo sempre un salto di ottava. Io colloco il personaggio nella finca dei demoni, perché il personaggio è colui nella vita che è ancora legato a una ferita che non sa sanare e quindi a uno di questi demoni, la paura, la colpa, la vergogna, il dolore, la bugia, l'illusione, l'attaccamento. Quindi il personaggio è qualcuno che ancora vive nell'illusione. Persona, del resto, è una parola che noi abbiamo affrontato approfonditamente. Persona è un'illusione, qualcosa che è apparente, che non è effettivamente reale, è un costrutto. Mi ha aiutato in questa analisi anche il francese. Personnage o dire personne in francese significa nessuno. Quando un francese dice il y a personne, il n'y a pas personne, significa non c'è nessuno. Personne significa il nulla, l'apparenza, l'illusione. E allora vediamo che tutti coloro che sono dentro questo tipo di ferita sono personaggi che si distinguono da coloro che si fanno diciamo aiutare dagli archetipi per compiere opere. E in questo troviamo anche un concetto molto importante espresso da Erasmo da Rotterdam, che dice: quando io sono consapevole risalgo sul piano delle leggi cosmiche, divine e spirituali che abbiamo precedentemente elencato, e cosa ottengo? Quello di risalire il piano della grazia, cioè il piano, apertura del settimo chakra, dove io mi fondo col divino, mollo le sponde senza paura e comincio a co-creare con queste leggi sopra di me come dentro di me, fuori di me come dentro di me. Quindi sostando su questo elenco degli archetipi, la domanda che ci siamo fatti e che è una riflessione che ho portato anche a Barbara, che è una riflessione che sto facendo sul mio percorso personale archetipale, è vero che stiamo assistendo a un passaggio dall'archetipo dell'eroe a quello del guaritore? A mio parere sì, perché noi siamo stati essenze facenti, cioè la testa di Ariete che ha compiuto moltissime azioni, ha espresso potere, che è proprio tipico di questo terzo centro, il chakra del plesso solare, che esprime proprio il concetto dell'eroe, cioè colui che va a suo ritmo, non si fa spodestare da nessuno e compie la sua missione senza lasciarsi distrarre. Ora, noi siamo stati l'incarnazione, a mio parere, perfetta di questa azione, la testa di Ariete, no? Però cosa ho notato a un certo punto? Che il rischio di fare gli eroi, diciamo, preclude una certa parte di anime che invece si riconoscono in altre modalità, che sono effettivamente forse i guaritori. Ci sono coloro che portano un'azione verso tutti perché l'hanno condotta prima di tutto verso se stessi, hanno guarito se stessi e quindi dall'eroe al guaritore, perché è un modo di spandere la responsabilità su tutti di azione curativa. Ma perché ho avuto questa intuizione? Perché sto notando che la società tende a rimuovere. Chi tende a rimuovere generalmente? L'abusato, colui che ha una memoria che non vuol ricordare perché è troppo dolorosa
o perché ha l'orgoglio di non accettare che questa realtà o qualche avvenimento gli abbia creato un documento e quindi ferite. Quello che dobbiamo fare adesso è guardare all'eroe che ha compiuto in potere, in potenza, stando al suo ritmo quei gesti, capire dove quest'eroe ha riportato ferite e curarlo. Quindi prima curare se stessi per poi trasmettere l'informazione agli altri in un atto curativo che non è mai così né di convincimento né di emulazione di atti eroici. Quindi quando vediamo una società che vuol dimenticare quello che gli è successo, subentriamo noi con il nostro archetipo del guaritore e aiutiamo tutti quanti, come abbiamo fatto con noi stessi, a guardare quel che è accaduto. Perché? Perché se noi dimentichiamo, reiteriamo karmicamente sempre lo stesso schema, poco virtuoso, e non possiamo fare un salto nel Dharma, cioè portare missioni a compimento. L'eroe, perché è stato così importante? Perché recupera proprio e difende l'ancestralità. L'ancestralità ci riguarda strettamente perché noi siamo ritornati a essere indios, a essere abitanti di terre, a voler ereditare la nostra eredità culturale, la nostra proprietà terriera, la nostra eredità animica, la nostra eredità linguistica, la nostra connessione con gli avi, prossimi e vicini, la nostra genealogia. Questa è ancestralità. Ancestralità è anche il recupero e il rispetto del DNA, perché è la sintesi perfetta di tutte le informazioni che da millenni, come popolo e come anime, accumuliamo dentro il nostro bagaglio. Così recuperare l'ancestralità significa anche recuperare il contatto e le memorie con la nostra reincarnazione e recuperare, nella legge della causa-effetto, proprio quel karma che ci fa predecessori, ancestors, antenati di noi stessi. Quindi significa recuperare l'uomo naturale al posto della finzione giuridica, recuperare matronimico e patronimico, recuperare le nostre successioni senza lasciarsele tassare, senza lasciare che ci sradicano in emigrazioni feroci e senza lasciare che riducano le nostre proprietà in diritto d'uso e assolutamente aborrendo la vergogna dell'origine, che capiscono bene certi emigrati che devono adattarsi a culture completamente estranee alle loro. E non perché non sia positivo adattarsi, ma perché nella memoria originale da cui si parte, noi abbiamo sempre la madre, la radice, i primi impulsi a cui si collega strettamente l'emotivo. Per esempio, quando io mi arrabbio in dialetto siciliano, così come quando scherzo, no? Mi parte proprio la performance sicula. Questo perché? Perché i primi input terrestri in famiglia di radice sono stati proprio quelli legati alla lingua materna. Possiamo togliere la slide così vi vedo perché già mi sento sola. Ovviamente ancestralità significa anche negare gli OGM, perché gli OGM sono state mi vedete? Non mi si vede più? Mamma mia. Gli OGM sono stati anch'essi un attacco all'ancestralità. Purtroppo, così mi vedete? Sì. Ok. L'altra domanda è se la legge naturale include gli animali. Allora, a mio parere sì, perché se noi guardiamo questi salti di ottava che abbiamo visto in questa tabella, vediamo che in questi 4 salti di ottava possiamo riassumere anche i salti vibrazionali che noi facciamo di regno in regno, cioè partiamo dal cosiddetto inorganico minerale che ha una vibrazione bassa, una coscienza particolarmente dormiente, a un regno vegetale di vibrazione già più accesa, che è uno stato profondo di sonno, ha un salto ancora vibrazionale che ci fa incarnare in animali, la cui coscienza è espansa orizzontalmente, e poi ancora in un quarto livello di vibrazione che è quello dell'animale superiore e degli esseri umani. In questo senso vediamo che
vige anche in questi salti una metodica di risalita sul piano della causalità, cioè per essere uomo io risalgo la causa che è stato anche il mio essere minerale. Infatti dentro di me ci sono quozienti di mineralità, se posso dire. Quindi la legge naturale sì, è proprio inclusa anche nelle dinamiche di vita e morte degli animali, perché sono tutte dinamiche di manifestazione. Quando io dico manifestazione, significa che scendo attraverso tutte le leggi naturali, dal mentalismo al genere, mentre quando dico io risalgo all'essenza, sto salendo dal piano della manifestazione cioè del genere, fino a quello del mentalismo, perché sappiamo che il pensiero genera tutto. Quindi vedete, la legge del genere è contenuta da quella del mentalismo, cioè del pensiero. Questa, diciamo, connessione anche con gli animali rientra proprio nella legge dell'entropia, perché queste vibrazioni che saltano di ottava in ottava stanno partecipando a questa miglioria dell'onda antropica. Diciamo che il passaggio tra manifestazione in discesa, in manifestazione e ricostituzione dell'essenza in trascendenza è quello che gli alchimisti chiamano il solve et coagula. Coagulo in manifestazione fisica, risalgo, solvo, risolvo. Ma cosa significa questo? Che io una volta che risalgo non è che mi disperdo nel nulla, perché in quanto essenza io sono informazione pura. Lo scopo, che non è uno scopo, cancellate questa domanda, è per farmi intendere, è tornare proprio a manifestare. Quindi io mi incarno, arrivo a manifestare, accolgo informazioni, ritorno sul piano dell'essenza, restituisco informazioni, mi rincarno con nuove sintesi informative. Questa roba qui mi consente di partecipare in modo co-creativo a questi salti di ottava e aiutare la regola armonica dell'universo dell'entropia. C'è un'altra domanda che dice, ma come... Scusate, l'altra domanda qual era? Come noi siamo diventati il sistema. È venuto questo dalle terre siciliane, una domanda molto interessante, perché abbiamo capito che non possiamo lottare ciò che siamo, perché significa che lotteremo noi stessi, e che l'unico modo di risolvere tutti i nodi, tutti gli stress di controllo, tutti i regimi caotici è quello sicuramente di indagarsi nel profondo e risolvere il caos dentro di noi. Questo ci consente di diventare guaritori e di, attraverso un semplice atto di presenza con gli altri, recare informazioni anche senza parlare, perché noi siamo un'emanazione vibrazionale e possiamo fare questo anche attraverso il nostro campo aurico. Non so se vi capita a volte di incontrare qualcuno e sentire che abbia una certa intolleranza a noi, perché intuitivamente nel campo aurico capisce che lui porta delle informazioni che collidono con le nostre. Siccome magari noi abbiamo una stabilità maggiore a livello vibrazionale perché abbiamo lavorato di più, diventiamo un po' il capro espiatorio di questo individuo che incontriamo, perché lui su di noi scarica la frustrazione di non avere una chiarezza riguardo alcune delle credenze o programmazioni che ha. Quindi si innesca come una specie di subdola intolleranza, addirittura a volte rasenta proprio l'odio, perché a volte rappresentiamo quello che qualcun altro non è riuscito a essere, ma pensa questo perché non ha capito bene le leggi naturali, perché se capisse la legge naturale, la causa-effetto, capirebbe che io sono la determinazione di quello che ho voluto e quindi anche lui è la determinazione di quello che ha voluto. Come diventiamo il sistema? Forse qui dovremmo passare all'altra slide, che stiamo per concludere, così vi sento e smetto di rompervi l'anima. È bellissimo ascoltarti. Oh, grazie amore, grazie all'incoraggiamento. Io mi emoziono sempre tanto, sono come una bambina. Ok. Queste sono le leggi come prima. Vediamo che
ripeto, c'è sempre un piano della causalità, cioè che è la legge della causa-effetto, la sesta, che riguarda tutto l'elenco di queste leggi naturali. Dicevo che il mentalismo è la causa del genere. Ok? Ricordiamo sempre che ogni legge, come una matriosca, è contenuta una dentro l'altra, quindi il gioco che possiamo fare a casa è come il genere è contenuto nella causa-effetto, come la causa-effetto è contenuto nel ritmo e bla bla bla, in senso sia ascendente, cioè di progressione verso l'essenza, la fonte, il divino, la sintesi, che in senso discendente, cioè di incarnazione nel manifesto e di appunto manifestazione. Allora, questo è giusto come un flash per tenere sempre a mente lo schema di queste leggi. Ragazzi, è un viaggio veramente pazzesco perché ogni piè sospinto, indagare dentro questi sottoinsiemi ti fa aprire, come dicevo prima, altri sottoinsiemi, soprattutto quando noi siamo capaci di essere coerenti alla nostra vibrazione. Ecco un'altra legge, cioè quando noi siamo capaci di autenticità, quando conosciamo il nostro limite, quando conosciamo i nostri limiti e i nostri pregi, cioè siamo consapevoli della nostra vibrazione, le leggi ti consegnano sempre informazioni precise, basta chiedere, chiedete e vi sarà dato. Siamo quindi su un altissimo livello della co-creazione, ci siamo distanziati dai demoni 24 ottave, dobbiamo essere orgogliosi di avere risalito la china e orgogliosi di sapere che da questo, tra virgolette, podio, che non è un podio perché è una pseudo gerarchia, possiamo finalmente cominciare a vedere insieme come sovrani quello che potremmo essere. È un'evoluzione non darwinista, mettiamola così, è un'evoluzione vibrazionale. Ok, quindi andiamo avanti con le slide, grazie, che io mi inceppo sempre un po' a gestire i comandi quando parlo. Ok, questa qui è la legge della cura, che è la legge che appunto come una matriosca contiene tutte le altre leggi. Perché ve l'ho messa qui? Perché abbiamo parlato prima del passaggio dall'archetipo dell'eroe a quello del guaritore. Il passaggio quindi dal terzo, potenza, io sto al mio ritmo, a quarto. Io unisco gli opposti, io cucio il maschile col femminile. La cura viene spesso fatta attraverso i simboli perché per la caratteristica morfologica che hanno sono iscritti tutti dentro cerchi e la caratteristica del cerchio è quello di unire opposizioni, corrispondenza oppositorum. Grazie, grazie. Mi rispondo a quello che mi è spuntato in sovraimpressione. Quindi questa cura cosa diventa? La legge per eccellenza in cui l'eroe diventato guaritore si fa contenere. Il guaritore porta la legge della cura dentro il piano archetipico perché cura se stesso attraverso una discesa negli inferi che gli fa risolvere i demoni e quindi è capace di curare anche gli altri attraverso tanti modi. O continuando a lasciarsi sperare ai propri archetipi o semplicemente stando in silenzio, che è un silenzio molto diverso dall'omertà, è un silenzio molto diverso dall'ignavia che non prende mai una parte, è un silenzio che esprime una emanazione del sé. È un silenzio che esprime la vibrazione profonda che si percepisce, di cui si ha consapevolezza quando noi abbiamo accolto e dissolto i demoni, cioè quando noi abbiamo integrato l'ombra, quando noi non siamo caduti dentro la trappola della dualità che ci fa dividere nettamente il buio dalla luce, non capendo che invece dobbiamo trattarlo con gradualità, perché ci sono passaggi di fasi. Se noi trattiamo la dualità, cioè i due estremi, come una corrispondenza oppositorum, possiamo capire come queste fasi si uniscono tra di loro e quindi qual è il ritmo, altra legge naturale, che li unisce. Cosa vuol dire questo? Ci fa capire la periodicità, cioè quanto questo ritmo si ripete, uguale a se stesso. In percussione è molto importante. Per esempio, io ho un partner ritmico che dice dum, ciacaccia, dum, ta dum, dum, ciacaccia, dum, ciadum, dum, ciacaccia, dum, ciadum. Un ritmo ripetuto 3 volte
o anche 2, fa un periodo. Se noi entriamo in quest'ottica di risoluzione della dualità, di mettere tutto dentro la legge del grado, noi riusciamo a capire i periodi, significa i nostri periodi intimi interiori, ma anche il periodo karmico o dharmico, ma anche il periodo storico. Chi ha dimestichezza con questo riesce a fare delle analisi storiche molto sottili e lì ha l'arma per potersi difendere dal reiterarsi del karma senza attenzione, cioè senza uguale a se, ripetendolo sempre uguale a se stesso. Andiamo avanti, quindi la cura del guaritore. Andiamo nell'altra slide. Ok, abbiamo visto quindi questo movimento trascendente verso l'alto, discendente verso il basso, che va verso il fisico, che va verso l'essenza. Abbiamo visto questo toroide che è fatto da 2 parti, l'elettromagnetico, e in 2 parti si dividono tante parti del nostro corpo. Pensiamo agli emisferi, ai polmoni, alle ovaie, ai testicoli, alle gambe, alle braccia, ai seni, a tutto quello che è 2. Dentro di noi risolto dall'unità. Al centro di questo toroide abbiamo 7 chakra che si intonano con 7 note. Queste 7 note, se sono scordate, emettono demoni, quando noi li accordiamo diventano angeli, quando noi ci rafforziamo nella missione dharmica diventano archetipi, fino a capire che questa struttura è come in alto così in basso, legge della corrispondenza naturale, e che quindi somigliamo a un Dio sopra di noi, a cui noi stiamo riportando informazioni e da cui prenderemo informazioni per incarnarci nuovamente. Perché abbiamo messo, grazie alla partecipazione di Joe a questo mio progetto, queste figure dentro il toroide. Lì dentro il toroide abbiamo l'uomo o la donna. Quindi com'è che noi diventiamo sistema? Quando noi perseguiamo ancora il personaggio, personaggi, il nessuno, l'apparenza, anziché lasciarci ispirare dall'archetipo. Significa che perseguiamo ancora l'illusione anziché compiere missioni di tipo dharmico. Il personaggio è colui che ha quello che la dottoressa Gabriella Mereu parla genialmente, descrive genialmente, parlando di ninno, cioè una lamentela. Mi sentite? Mi sentite? Ok. Il personaggio è colui che si crogiola nel contatto con i demoni e non può risolverli. Allora, cosa ci ha fatto diventare questo sistema? Cioè individui inclini al compromesso, individui non più capaci di relazionarsi in integrità, autenticità, in verità, perché vogliono bypassare il problema che è implicito nel confronto. Cosa ci ha reso venduti al sistema demoniaco del denaro? Cosa ci fa stare in una condizione di eterna distrazione dal sé, quindi di realizzazione delle nostre opere? Perché abbiamo sposato le programmazioni della religione, come del denaro, come dello Stato di diritto? Ok, Lise Bourbeau evidenzia questi 5 tipi come 5 personaggi che restano in questo limbo incatenati come dentro la caverna di Platone, che non vogliono, ripeto, lasciarsi ispirare dagli archetipi, uno o tutti. Questo tipo qua è il rigido. Allora ve lo descrivo e poi praticamente passiamo alle domande che sono venute da altre chat e poi al forum. Allora, è generalmente l'ingiustizia, dicevamo anche l'altra volta, che genera rigidi, incapaci di concederci piacere. Cercate, quando io parlo di questo personaggio, di associare a qualche tipo che avete visto, anche magari in seno al nostro attivismo sociale o in seno a questi 2 anni trascorsi della panfantasia, come molti la chiamano. Ok, per capire come i personaggi servono un potere, il potere dei dominatori, e come i personaggi servono anche la logica della schiavitù, diversa da ingenuo, che significa colui che è nato libero, e quindi diverso dagli indios che siamo noi tutti e che stiamo recuperando la nostra ancestralità.
Ok, cosa accade al rigido, scusate? Il rigido, come vedete dalla figurina, è fisicamente aitante, dice Gisburgo. Ha subito un'ingiustizia, stenta al contatto con i sentimenti, si sente giusto, senza problemi e crede che gli altri, in special modo gli amici, lo accettino per quel che è. Andiamo avanti nella slide. Ok, questo qui è il controllore. Il tradimento genera controllori. I controllori, pensiamo ai facenti funzione, si dedicano agli altri e tolgono tempo a sé. Il controllore ha generalmente le anche strette e ha subito, come dicevamo, il trauma del tradimento. È convinto di non mentire mai. È emblematico quando dicono stavo seguendo gli ordini, ma in questo che dicono è una menzogna, è solo un modo di dire io non mi assumo la responsabilità di quel che è la mia opera nel mondo, delego perché sono un personaggio. Il controllore fa tutto da solo e controlla gli altri fino a togliersi il tempo per sé. Andiamo avanti. Il fuggitivo. Il fuggitivo è smilzo, ha subito un rifiuto, si occupa degli altri per non sentire i rifiuti subiti. Il suo rifiuto è alimentato tutte le volte che fugge da una situazione. Guarisce tutte le volte che osa affermare se stesso. Andiamo avanti. Questo è appunto come noi diventiamo il sistema. Il masochista, ok? Il masochista tende a ingrassare, è colui che ha subito un'umiliazione. Crede che soddisfare gli altri lo faccia star bene e giustifica sempre chi lo umilia o lo sminuisce. Assume responsabilità non sue, privandosi del tempo per sé. Quando guarisce? Quando verifica le sue necessità prima di dire sì agli altri e comincia a fare meno cose. E infine il dipendente. Il dipendente ha le spalle flosce perché ha subito l'abbandono. Usa dire che non ha bisogno di nessuno, abbandona i progetti, non si lascia mai andare, non si occupa di sé e fa soffrire il corpo. Guarisce quando si sente bene da solo e continua i suoi progetti anche senza sostegno. Sono i personaggi che ci rendono conniventi al sistema di controllo che vogliono instaurare. Altre domande sono venute dalla chat. Mi sarebbe piaciuta affrontarle assieme a Katia De Paolino, se c'è. Lei poneva questa domanda: io chi sono? Sono l'anima o questo involucro? O sono entrambi? Un'altra domanda che faceva è: i pensieri che mi arrivano ogni secondo della giornata li decido io? Io credo di no, per il fatto di cui descrivevo prima, cioè che spesso sono dei pensieri indotti nel campo aureo da altri, a volte sono programmazioni, a volte sono proprio incantesimi. La domanda che faceva Katia era anche: le emozioni che mi arrivano le decido io? Katia ha aperto una grande voragine, che è quello del problema che riguarda gli empatici, perché ci mettono anni a realizzare come piazzare bene i loro confini, per cui hai sempre queste emozioni di dover elaborare emozioni che non ti appartengono o che ti fanno ritornare indietro rispetto a schemi che tu hai già risolto in passato. L'empatico ha soprattutto particolari problemi quando il suo passato è stato quello di un abusato, c'è qualcuno a cui è stato rotto il limite, per cui non ha consapevolezza di questo limite e nel campo aurico si manifesta una specie di forma cosiddetta a colabrodo, cioè si lasciano entrare tutti senza mettere quei sani paletti un po' che caratterizzano la ricerca positiva, cioè che prendono dagli altri quello che strettamente gli serve in modo non di sfruttamento.
E lei dice anche, ma possiamo provare questa cosa? Io penso che sia l'anelito di ogni meditazione. Secondo me arriveremo a capire che quali emozioni decido io quando saremo effettivamente centrati nel nostro essere, quindi nell'assoluto presente. Io con questo mi fermo, secondo me sì. Mi fermo e voglio lasciare la voce a tutti voi e mi prendo anche la libertà di prendere appunti rispetto a quello che dite, perché insieme a questo momento di confronto elaboreremo le altre domande che ci rimanderanno all'appuntamento per il mese prossimo. Non ti sento, Anna. Penso che siamo nei tempi, no? Sì, sì, siamo nei tempi. Abbiamo una mezz'oretta se vogliamo. Ok. Chi ha delle domande specifiche? E se non riusciamo, diciamo, a risponderle adesso, perché purtroppo, purtroppo dobbiamo passare la linea a Joe, perché ha l'appuntamento del lunedì. Forza, ragazzi, aiutatemi, siete i co-creatori, viene tutto da Posso? voi. Buonasera a tutti. Io sono in aperta campagna, quindi non posso seguirvi, ma vi sento. E io posso dare solamente un'affermazione. Quando inizia la trasformazione, incominci a entrare veramente nella parte animica che sei, si verificano dei fatti e dei riscontri che solo tu a te stesso puoi testimoniare. E da lì arriva il vero cambiamento. Quando incominci ad approfondire il tuo vero sé, tutto intorno a te e il corpo fisico lo tieni leggermente di sotto per poterlo guardare e sentire. E negli ultimi tempi mi sono successi questi fatti qui. Quindi io li ho visti di notte al di sopra, ho verificato dei fatti, riscontri tangibili, con dei sogni. I sogni aiutano se sono fatti in una frequenza, una certa frequenza, non una frequenza bassa. La frequenza bassa non alimenta nulla, anzi, è esattamente quello che dici ti compagno. Ok, non per essere invadente, ma ti chiedo se ti va di condividere con noi, anche in forma magari astratta, senza scendere troppo nei particolari, i contenuti di questo sogno, un sogno che hai fatto, e se puoi illustrarci come hai fatto questo passaggio, come hai portato questa consapevolezza dentro di te. Poi il tutto parte da molto lontano, perché spiegarli in due parole, parecchie cose in sogno mi sono venute, come uno per esempio questa notte, che eravamo in 3 persone, due signore e io, e c'è stato un chiarimento per dei soldi, 10 euro, 20 euro, 5 euro. Alla fine questa mi ha detto no, io ho messo i 20 euro, io le ho girato e ho detto scusa, guarda che non è così. Comunque l'ho visto che era interdetta, ho detto guarda, lasciamo perdere, non voglio continuare il discorso, ti do 50 euro e tutto è finito lì. E me ne sono andato con dispiacere, però poi questa mattina vado al bar, vado a prendere, succede un analogo fatto, solo i 50 euro non c'erano, perché la commessa lì, io ho messo 20 euro, mi donna 10 euro, gli spicci e queste cose, e comunque c'è stato il giro di 5, 10 e 20 euro. Questa è fresca. Un'altra invece molto più perniata e molto più profonda, sentimentale, che io, in contraddizione alle parole di una amata persona, mi sono sentito leggermente tradito dalle sue parole. In sogno ho potuto verificare qualcosa dall'alto della stessa giustificazione che lei mi ha dato. Tra amici ho trovato la vera risposta in una frequenza molto alta. Questo è ancora molto più perniante, per dire se incominci ad alzare le frequenze e stai sempre su quella frequenza, è tutto da dentro che cambia. Il fuori poi diventa Ti un'osservazione. ringrazio, diciamo non volevo ovviamente farmi No, va l'ifattacci bene. tua,
ma è solo, diciamo, per avere uno stimolo per ancora approfondire i contenuti delle leggi naturali. Il sogno per eccellenza è proprio il luogo dove noi possiamo in altro modo come si dice, individuare le corrispondenze fra l'alto e il basso, che è appunto una legge naturale, quella della corrispondenza, che dice come in alto e in basso, come è dentro e fuori, come in piccolo e in grande. Queste evidenze che tu hai incarnato poi nella tua vita in modo quasi preveggente sono della sfera del terzo occhio. Infatti cosa hai fatto tu? Tu hai previsto quello che doveva accadere nella realtà, ma hai anche fatto un'operazione di corrispondenza tra la realtà e quel piano vibrazionalmente più alto che è quello del sogno, che poi probabilmente hai fatto un viaggio astrale, non lo sappiamo. Io ti posso dire, due momenti diversi, questo qui questa notte si è verificato stamattina, l'altro invece dopo 10-15 giorni ho trovato la risposta tangibile delle scuse dell'altra anima. Quindi io l'ho visto in etere, io ero in etere, ho visto i 3 personaggi che eravamo noi e lei la scusa nei miei confronti, che non ce n'era bisogno, però io ho avuto la conferma. Probabilmente stai cominciando a causare piuttosto che essere causato, cioè stai cominciando a sei in co-creazione con le leggi naturali e quindi cominci a determinare tu quello che accade, non Sì, più a sì, ma subirlo a no, no, livello no. solo karmico, gli effetti degli altri o il karma familiare o il karma politico, geografico, ma proprio cominci a creare e determinare quello che ti accade, sempre dentro Mi, la legge della corrispondenza, mi, perché mi sono dissociato da tutto quello che ho vissuto nella mia vita, quindi sto vivendo tutto un altro paradigma adesso. Poi ieri e l'altro ieri ho avuto Carl Jung, un fraseggio di quello e mi ha dato la risposta a quelli, i sogni, al passaggio interiore del sé. ti va di riferirci cosa hai letto sinteticamente, anche se non è perfetto, perché magari quando non si leggono le citazioni si Ma sbaglia il sempre bello, un sai, po'. che è una cosa stranissima che io leggo, osservo tante cose. Il video è di 22 minuti, ieri l'ho sentito 5 volte e ci sono dei passaggi che devo andare a rivedere per memorizzarlo, perché Certo. mi sfuggono e non saprei. È un passaggio, se vuoi te lo giro, così è una cosa per niente, Va molto bene, per niente. grazie. Lasciamo Va magari bene? spazio a qualche altra Sì, sì, domanda. sì, esatto, scusate, Ciao, io no, continuo a che lavorare. scusa. Ciao Lorenzo, ti abbraccio. Spero di conoscerci de visu un giorno. Tranquilla che ci sarà tra pochi giorni. Vieni in Sicilia, vieni alla terra del vulcano. Lo so, ma ci sono in giro, io ti verrò a trovare, tranquillo. Lasciale alle altre anime. Un abbraccio a tutti, continua. Non posso Va fare il video bene. perché solo questo vi posso far vedere, che sono in mezzo agli alberi. Che bello. Aspetta che. Insomma, sono qui, eh. In mezzo agli ulivi Natura, sto. natura significa spirito, quindi la realtà è Esatto. spirito, lo spirito è la realtà, è solo un grado di manifestazione dello spirito, non un'opposizione tra corpo e spirito, non può esistere. Quindi No, via dalla dualità per sposare la polarità. Forza raga, voglio sentirvi vivi. prego, buona Donna continuazione, viva buona continuazione. sono. Noi vivissimi siamo, tutti. Un Vivissime abbraccio siamo, come e un pesce del saluto a mercato tutti. ittico. Bene, buon proseguimento, dai. Vi ascolto. Ciao. Chi c'è? Ciao Rosy. Qualcuno che ha puntato qualcosa, che ha delle curiosità, delle domande. Io ho bisogno di questo genere di partecipazione, se no mi mancano gli ingredienti poi. Mi manca la farina, il lievito, l'acqua per impastare questa pagnotta. Io faccio una gran fatica perché hai dato talmente tante informazioni e è stato molto bello ascoltarti, ma non mi manca una Ok. gana. È registrato, se ti va, magari riascolti, lo capisco, perché Sì. è roba che io tiro da un sacco di sintesi.
e lo capisco. E anche, diciamo, ripongo l'attenzione in modo stratigrafico quando studio e quando sintetizzo. Questa cosa me l'ha insegnata, aspettando chi vuol fare degli interventi, me l'ha insegnata l'arte, perché, e vi spiego anche il motivo per cui mi irrito quando qualcuno mi chiede di fare uno spettacolo su misura della situazione che mi propone, no? Ah, ma perché non fai questo, questo e quest'altro? Cioè, bypassando quello che è stato, diciamo, il mio lavoro creativo unitario nel suo complesso, così come io lo propongo, no? Come se dovessi, diciamo, adeguarmi alla committenza o all'audience. È una cosa la più sbagliata che si può fare per un artista, perché l'artista lavora sulla, non solo sull'idea, proprio sulla trasmissione dell'idea, quindi tu non puoi montare e smontare la baracca per compiacere qualcuno. L'arte ha questi processi lentissimi, perché porta dal piano del mentale, quindi dello spirituale, lentamente sul piano della manifestazione. Quindi cosa fa? Incarna lentamente scendendo attraverso tutte le leggi naturali. Ma per assimilare quello che tu stai facendo realmente, devi fermarti gradino per gradino e capire quello che fai intuitivamente, perché l'artista si dice che è folle, no? che è genio. No, ti devi fermare tutte le volte rispetto a quello che hai acchiappato intuitivamente, perché hai questa connessione col divino, e capire cosa stai facendo. Perché altrimenti rimane sempre un rapporto infantile con la fonte. Rimane un rapporto come i bambini che ciucciano la tetta della mamma, però non sanno mettere sui denti e non fanno le ossa. Non so se riesco a trasmetterlo, è come una discesa profonda rispetto a quello che stai facendo, cioè rispetto all'opera, che ti chiede anche le motivazioni per cui lo stai facendo. Quindi se poi tu l'opera la concludi, che è il vero lavoro per cui siamo arrivati al mondo, oltre che dire la verità, se devi adattare a una committenza all'opera che tu hai compiuto, significa che dall'altro lato non c'è la consapevolezza di quali sono tutti questi step di discesa nel profondo sull'azione che sta facendo l'artista. L'artista guarda e osserva l'azione, è un atto di osservazione di sé che sta facendo. Quindi questo presuppone anche che deve essere uno che sa osservare i suoi demoni e risolverli. È sempre un atto di sguardo interiore, terzo occhio aperto, connessione col divino. Con Thomas stiamo facendo il percorso dell'osservatore. Perché non mi raccontate? Io non riesco a partecipare perché sono oberata. Thomas è qui? Era prima qui, sì, adesso non c'è più, infatti è un peccato ed è molto interessante, insomma. L'osservatore, cioè l'osservatore esterno a sé o colui che guarda l'interiorità, che tipo di osservatore è? No, è l'osservatore che deve distinguere tra com'è che si chiama, la mente superiore e l'inferiore? Sì, aspetta, lo chiamo in maniera diversa. Oddio, non me lo ricordo adesso. Minore? La mente minore? Sì, sì, brava Letizia. Sì. Pure io lo sto facendo, è bellissimo. Che bello. Sì. La mente minore penso che sia quella, correggetemi se sbaglio perché non ho partecipato, la mente minore forse è quella collegata all'ego. La mente minore forse è quella che più fa scelte anche solo emotive o solo razionali, mentre Sì. la mente superiore è quella che ti apre alle leggi universali, perché ti fa ricollocare proporzionalmente, armonicamente dentro il creato. Penso sia questo. Ma in tutto questo io non demonizzo l'ego. L'ego è una parte che noi sviluppiamo tra i 4 e i 7 anni ed è alla base poi di quello che diventerà, se si evolve, è proprio l'archetipo dell'eroe. Perché l'eroe cosa fa? Agisce nel mondo, esprime potenza. E l'ego, quando non è smisurato, porta al compimento di azioni. Quindi attenzione quando diciamo demonizziamo l'ego. Quale ego? Quello forse che non si è mai sviluppato nel bambino e ha la pretesa di svilupparsi da adulti e quindi abbiamo a che fare con degli eterni bambini? Quello forse è ego, ma un ego Sì, che no. è ben collocato. Dimmi. Lui lo distingue bene, non è l'ego
cioè è proprio i pensieri, tu il tuo pensiero lo usi a tuo favore, non ti fai stravolgere. Invece sì, no, è proprio, poi ha una modalità è molto carino. Sì, insomma, ci piace. Sarebbe bello contattarlo. Beh, ma alla fine stiamo facendo tutti i percorsi che si incontrano, siamo sullo stesso piano vibrazionale, poi ci unisce ormai non mi piace questo nome perché è negativo, però per capirci, una sorta di egregora positiva, cioè a cui sottostiamo consapevolmente, lo sappiamo perché l'intento è comune, quindi è chiaro che in seno alla chat del Noyè si stanno svegliando tutti gli intenti analoghi, come sopra e sotto, come in piccolo e in grande, come dentro e fuori. Forza con le domande, Letizia! Ti vedo qua in pole position. Volevo dire che sì, che la mente minore è quella che anche ti ricorda l'appuntamento col dentista, insomma, non è da demonizzare assolutamente. Però è quella che ti fa, che ti ronza dentro la testa continuamente e non ti fa... Io sto vedendo una cosa con questo corso, che sono molto più attenta adesso. Cioè, sono attenta un po' alle mie sensazioni, ma anche alle parole degli altri, insomma, riesco a far lavorare un po' di più l'osservatore, che è quello che invece è la mente superiore, più o meno, insomma. Quindi... Su questa cosa delle parole vorrei cogliere l'assist di Letizia, perché mi è capitato ultimamente di scontrarmi con qualche amica o amico che utilizza le parole in modo dissociato. Non so se vi capita. Per esempio, ci sono individui che utilizzano "Ciao Edoardo, che bel cappello che c'hai". Utilizzano le parole in modo dissociato. Cioè, per esempio, quando io penso alla parola tesoro è poesia, o dico amore. Io amore ce lo dico allo zito mio, dico a tutti. Oppure amore lo dico a un'amica che in quel momento sto abbracciando perché sto sentendo quel moto empatico verso un suo dolore o verso una sua gioia. Quindi le parole, quando si utilizzano, hanno una carica energetica propria, ma anche una capacità di creare forme nell'etere precisa. Queste forme che si creano nell'etere sanano l'altrui, uomo, donna, prossemico, sanano, perché il chakra della gola che emette suoni, l'ho studiato attraverso la musica, ha proprio questo scopo di purificare, di chiarire, purificare. Quindi se io uso una parola che dovrebbe nell'etere produrre una geometria armonizzante, ma la carico di una valenza psichica che è da essa distante, io sto praticando magia nera. Quindi quando io mi arrivo investita di amo, tesò, gioia, no, gioia, tesò, ah bella, ok? Sentite come il carico vibrazionale dentro quella parola vuol dire in realtà ti volessi pigliare a boffe, però non lo faccio. Allora mi paro dietro un'apparenza illusoria di una menzogna per non avere la responsabilità, prendermi la responsabilità magari di parlarti chiaramente, in verità, oppure di capire che ti sto odiando perché in qualche modo ti sto invidiando o sono geloso. Ma non entriamo nel merito di chi è invidioso o geloso. Queste passioni insane, questi demoni li abbiamo vissuti tutti, perlomeno una volta nella vita. Ma entriamo nell'ottica di chi, siccome vuole essere coerente alla sua vibrazione, non si permetterebbe mai di pararsi dentro una parola così bella, armonizzante, e trasformarla in un'arma offensiva. Quindi quello che dici, Letizia, è bellissimo, perché nel momento in cui cominci a essere attento rispetto a quello che l'altro ti dice, cominci a capire il piano della falsità sempre più chiaramente, il piano dell'ipocrisia sempre più chiaramente. Capisci se chi usa quelle parole ha un intento di indottrinare, di manipolare, oppure se semplicemente attraverso la voce
emana informazioni per sé, prima di tutto, e per l'altro, quindi informazioni utili all'altro. Quindi che una volta che si allontana da te ti dice piacere, è stato un piacere, ci sono ma non ci sono, ti amo, qualsiasi cosa tu sia, ovunque tu andrai. Non so se sei d'accordo, Letizia. Sì, sono d'accordo, però bisogna anche studiarle, secondo me, le parole, perché certo tu prima hai nominato il compromesso. Noi gli diamo una valenza negativa alla parola compromesso, io gliel'ho sempre data, poi sono andata a studiarmela e vuol dire promettere insieme, che secondo me è una cosa bella. Non è più quella valenza che gli stiamo dando boh, non so da quando, quella che io ho sempre sentito dentro di me come una cosa negativa, insomma. Mi ripeti cosa significa? Mi ripeti? Compromesso? Promettere insieme. Quindi è una sorta di darsi la stretta di mano e ci si promette qualcosa, no? Sì, Facciamo infatti, per esempio... Ok, Vai. basta. No, ho finito, volevo solo dire. Infatti si dice per comprare una casa faccio un compromesso. Forse è perché deriva dall'ambito del commercio. È una parola che forse arriva dall'ambito del commercio e quindi è stata caricata di una violenza un po' distante dal significato originario, che è quello comunque di accordo. Grazie dell'assist, ci lavorerò per la prossima volta. Cos'è il compromesso? Va bene. Scusate, posso parlare? Veloce. Pronto? Sì, vai. Vai. Ciao, buonasera a tutti, sono entrato da poco perché me ne ero scordato che iniziava alle 6. Sono su un olivo, sto potando i miei olivi. Allora, no, volevo dire che una parola di solito non ha ora il termine mai un solo significato. Di solito vorranno 2, 3, 4, cioè bisogna riabituarsi ad andare a leggere i dizionari e io mi ricordo che appunto lì, cioè di solito le parole hanno 2, 3, anche 4 significati. Quindi dipende da come si vuole usare in una frase. Tutto qua. Buon proseguimento a tutti. È verissimo. Mi ricollego a che cos'è anche il simbolo. Pensiamo che soprattutto le vocali, ma anche certi suoni consonantici, pare siano stati prima visti da alcuni sciamani dalla vibrazione della sabbia su un tamburo. Da queste forme prese cimaticamente hanno elaborato le vocali e alcune forme consonantiche. Questo significa che vi è sempre una corrispondenza morfologica del suono rispetto alla materia. Ma cosa significa anche? Che queste vocali, queste forme alfabetiche non sono altro che simboli. E quindi il simbolo ha tanti livelli di lettura, come dice il nostro amico Edoardo, come la parola può significare tante cose, il simbolo che è implicito nella parola, perché la parola è fatta di una sequela di simboli, pensate quanto è complicato il passaggio, può essere letto in tante maniere. Cioè, una cosa è un simbolo che si apre a un iniziato ancora in erba, una cosa è un simbolo che si apre a un maestro. Ed è appunto un linguaggio, questo simbolico, che unisce gli opposti, unisce perfettamente le parti, cioè il femminile e il maschile, perché è visivo, è morfologico, ma è anche vibrazionale. Quindi unisce l'intelligenza intuitiva, analogica, perché le forme alfabetiche rimandano a delle forme precise, per esempio la è di casa, l'omega è il recinto dove si infilavano le pecore, per dire. Quindi unisce il visivo analogico, intuitivo, femminile, al razionale, sintetico. Quindi il simbolo è una cosa veramente molto complessa che si scrive dentro la legge della polarità perché è
è proprio una risoluzione di polarità, e dentro il simbolo possiamo anche intraprendere l'analisi del periodo. Quindi le parole sono anche simboli. Per questo è importante utilizzarli con la valenza positiva del simbolo, perché noi siamo schiavizzati anche attraverso la manipolazione dei simboli. Pensate, un simbolo eccelso, quale quello della svastica, che appartiene a un matriarcale che aveva intuito l'importanza della reincarnazione in vita, è stato tradotto in una icona nazista contraria alla vita. Il sovvertimento del simbolo è un atto demoniaco, per questo dico, dobbiamo utilizzare le parole. Quando io dico tesoro, non dico tesoro, è un'altra cosa, perché io sto avendo la violenza di caricare quell'altrui di una cosa a cui io non posso reagire perché paventa amore, ma dentro sonicamente e simbolicamente non vi è amore, quindi è un attacco subdolo e manipolativo. Tommaso, vedo che fai così. È bello averti qui, mi incoraggi sempre un sacco. Meraviglia, quello che stavi dicendo adesso. Di qualcosa, dacci una tua testimonianza. Ma appunto lo sto dando, che adesso stavi proprio parlando di cose che dentro avevamo chiare, chissà da quanto. Io posso dire da tanto. E mi dava sempre fastidio quando la stessa parola la pronunciavano appunto con tutt'altro contenuto. Perché come hai detto tu, è sminuente. Sì, è veramente depauperante proprio. Punto. Dai, vai, continua, grazie. No, io continuo se continuate voi. Mi sono data proprio questa regola questa volta, perché sennò parlo, sono pure logorroica. Noi è l'ora che siamo già qui e tra poco dobbiamo anche chiudere, perché poi serve la Zoom a Giode per le leggi naturali. Angelo, ciao Angelo. Anche Angelo ha fatto col pollice su al tuo discorso, quindi anche lui onorata. Hai toccato gli aspetti del maschile e femminile in un modo splendido per la sua essenzialità, perché l'atto creativo a quel punto può essere di una direzione o di un'altra, e hai toccato questo aspetto. Beh, vabbè, il caso non esiste. Sto riprendendo in mano Oswald Wirth per tutta la simbologia ermetica. Se mi giro di là c'è tutta la parte che ha portato avanti Carpeoro, che ci ha lavorato su tre testi, che faccio un po' fatica per la verità, perché vengo dall'ermetismo e quindi devo cercare di coniugare tutte le lingue, ma poi alla fine si stanno condensando in un lavoro che sto facendo da 6 mesi su tutti gli scritti di Michele Proclamato. Ah, fantastico, io lo adoro. Michele mi ha dato degli assist spettacolari da musicista, perché mi ha fatto studiare la legge dell'ottava musicale in tutt'altro modo, e quindi anche a guardare come il simbolismo dei pittori di arte visiva, tra i quali anche il Caravaggio, utilizzano l'ottava. Questi salti vibrazionali, una cosa stratosferica. Michele, io l'ho conosciuto di persona, che ero all'Aquila subito dopo in giro per lavoro con la musica, subito quando è successo insomma il disastro, purtroppo troppo di sfuggita. Condivisi con lui questa ricerca sulla cimatica, è veramente, lo stimo moltissimo, perché non ha mai relegato il sapere a un mondo di saccenza o di elite. È proprio come il popolo gestirebbe la conoscenza. Lui incarna questo, forse è un archetipo per me, perché sai com'è, un po' perché sono terrona, un po' perché sono donna, ho fatto fatica diciamo, a credere che potevo essere all'altezza. E invece lui mi fa capire che con un'estrema veracità trasmette, e con un fervore poi tra l'altro, trasmette in modo, secondo me, perfetto.
sulla scorta dei lavori di Don Juan Matius su Castaneda, su Carlito Castaneda, sto tendendo un agguato a Michele. Perché lo merita. Ma perché non li invitiamo? Più che altro l'idea che ho è quello di metterlo in condizione di fare un passo, cioè di applicare, lui che sostanzialmente è veramente il più potente comunicatore e diffusore della linea di informazione coerente con l'ottava, a interpretarlo con l'autodeterminazione, perché senza di quella, lo dico con grande serenità, non ne usciamo fuori. Rimaniamo, pur facendo tante belle cose, ma per esempio per me vedere che hanno fatto un sacco di miliardi con l'uso dell'ottava, con tutti quei giochi, quei videogiochi, mi tremano le vene ai polsi, tanto per capirci. Cioè per me non è oh che bello, no, per niente proprio, perché come per la parola che dicevi tu, che si può usare in un senso e si può usare nell'altro, identica storia per quanto riguarda il potere cubico, e quindi la mente cubica e la potere di riuscire a realizzare attraverso certamente quella forza che è forse una forza da capire, insomma. Angelo, ma sei riuscito a leggere quella tabella nella slide? Lì praticamente sintetizzo l'insegnamento di Michele, perché pongo la finca dei demoni risolta da quella degli angeli, in un'altra ottava quella degli archetipi, e poi finalmente all'ottava delle leggi naturali. Valeria, eravamo in Zoom prima in 3 con Tommaso e Filomena, quindi siamo entrati tardi, quindi non l'ho vista, ma mi interessa moltissimo. Me lo puoi inviare in qualche modo? Potrei. Sì, chi c'ha il PDF lo potete inviare in chat, tutti se lo acchiappano se vogliono. Praticamente è una contrazione, Angelo, di un metodo di Anodea Judith, alcuni studi della Cindy Dale, e poi ovviamente gli studi di Mark Passio, Michele Proclamato, e ovviamente i contenuti dell'ermetismo, quindi i testi classici. E quindi parlo dell'ottava proprio come questo salto vibrazionale fino a riuscire a co-creare con la legge dell'entropia, quindi con l'onda di cui parla Malanga, che tutto unisce. Io ti chiedo prima di chiudere, ok, hanno condiviso il file, Angelo, se puoi ripetermi questo autore che hai nominato, magari se lo puoi scrivere in chat così resta a tutti quelli che lo vogliono copiare. Carpe Oro lo conosco, però ancora non ho iniziato la lettura. Mi scoraggi dicendo che è un po' complesso? Diciamo che aspetta che ritorno. Io ti vedo. Dunque. Devo aver fatto qualche gesto inopportuno. Dicelo a voce. Chat, che io... Vado in chat e ve lo scrivo. Okay. Dicevi Oswald? Sì. Oswald Wirth, ok? Esci dalla condivisione, Angelo. Vai giù in basso al centro. Aspetta. Ok, Wirth W-I-R-T, ok. Interrompi la condivisione, eccolo qua. Perfetto. Okay. Grazie. Posso fare un ringraziamento a Angelo? Angelo, devo farti un ringraziamento. L'8 di giugno sulla salute e integrità hai postato geometrie sacre. Sì. Geniale, grazie. Me lo sono sorbito come se avessi fatto l'amore con una donna. Oh, fantastico, grazie. Vibrazione. Si parlava di Michele Proclamato. A proposito, Angelo, non ti sentiamo. Il microfono chiuso. Prima, Dicevo che sono totalmente d'accordo con l'affermazione. Non è maschilista, assolutamente. Sono per la superimposizione cosmica di William Reich. In assoluto. Diciamo che è orgasmico un po' per tutti, ecco per par condicio. Wirth è stato un fantastico
comunicatore per quanto riguardava tutto l'approfonditissimo lavoro che ha fatto sulla lettura e l'uso dei tarocchi. Quindi c'è scritto un libro nel quale, che si può trovare ancora, purtroppo a me è andato bruciato, vi dirò, ma lo devo riprendere perché all'interno aveva anche le carte dei tarocchi, questo testo piuttosto voluminoso, ma un lavoro pregevolissimo. E adesso sta lavorando proprio sul suo libro, che è quello dei simboli ermetici. Ma tutto ritorna, eh? Cioè non è ancora pubblicato? Sì. Se okay, vuoi, credo sia nella stessa, lo stesso editore che ha Michele Proclamato. Ho ordinato dei libri di Michele, Melchizedek. Ho ordinato dei testi e ho trovato Wirth e l'ho preso di pacca subito, perché solitamente era sulle edizioni mediterranee. Angelo, posso chiederti un regalo, un dono? Non si chiedono i doni, ma io lo faccio, rompo la regola. La chat Noieco sta cominciando a fiorire perché abbiamo capito che insomma vogliamo portare nella materia quello che vediamo come la visione di questa società nuova fatta di indios, di uomini vivi, determinati o no. E quindi si sta aprendo questa chat anche a tutti coloro che vogliono riflettere insieme. Ti chiedo di aderire a questa chat. Diciamo, questi forum li trovi proprio nella specifica, nel topic dinamiche, com'era Anna, dinamiche dei flussi naturali, però chiaramente lì trovi tante informazioni su tanta roba, dalle api a come fare un orto, tutto quello che è ecosistemico, e abbiamo capito che osservare, diciamo, il flusso interiore, seppur invisibile, i flussi del nostro toroide rientrano in un'indagine tipo ecosistemico, perché se guardiamo a questi flussi possiamo creare una società che li riproducono, li riproduce. Scusate. Senti, Valanga Rosa, fermati un attimo. La chat come si chiama? Come? È una chat questa della cui stai facendo sì, riferimento? Se puoi aderire saresti veramente un ospite gradito. Come è denominata? Allora, Anna è Noieco OPPT 1776. Ah, sì. E lì ci sono tutti i fricchettoni che potano gli olivi, tipo Edoardo. Ok. Puoi mettere il link, Anna, nella chat qui. Va bene. Se no tocca fare il giro tu. Edoardo, ma non è troppo presto per buttare la live? Cioè, Edoardo. Perché me lo dicono tanti. Oh, ma non è troppo caldo. L'olivo è una pianta, è fortissima, ha una forza, quindi non bisogna tagliarla a dicembre, gennaio, febbraio. Quindi da marzo in poi, sui libri bisogna votare da marzo a aprile. Però siccome io me la sono presa con comodo, se me l'ho fatto poco, mi ritrovo da luglio a fare io. Cioè, non è ma che tu glielo devi chiedere però all'albero. La voglia, gli dico, guarda, se posso qui, per l'appunto sono con un olivo antico, vecchio, avrà più di un secolo. Guardate bene, faccio vedere in diretta. Guardate bene. Bello. Da tutti i polloni e gli tolgo. Se gli tolgo i polloni mi dice grazie, perché sennò appunto tutta la linfa va ai polloni. E invece bisogna mandarla poi ai frutti, che sono le olive, le miti olive. Guardate, se siamo in diretta, vi può vedere qui questo albero c'è una pochina di olive, che sono diciamo grandicelle. Eccole qua. La livi sull'irrarichi di Romunno e di Cusapo in soccaterra. L'olio extravergine d'oliva è l'alimento migliore della nostra dieta mediterranea. Guardate, ti faccio pubblicità. Sapete quanti anni ho io? Io ho 52 anni. Ad agosto ne vinco 53, ne dimostro 35, me ne danno ho sempre mangiato l'olio extravergine d'oliva con le insalate. Insalata, panna abbiamo. Mi prendo il sole. Solo uno di la vitamina D. Mangiamo la pizza. Complimenti. Prendiamo la pizza. Mangiamo in auto. Complimenti, io sto facendo un po' il minimo, sto facendo il mio. Ma tanto che vada a Cormon, se non si raffredda. E un saluto anche ad Angelo,
Io non Sì, so ma se ti sa, fanno ma pagare per Angelo è eso. il mio mito. Io sono un suo fan. Grazie Edoardo, Perché grazie è una persona che ha una cultura, una conoscenza così grande, ma anche allo stesso tempo una umiltà veramente fantastica. Quindi si vede, riesce a tenere il suo ego più basso. Non solo questo, anche una sensibilità, una sensibilità nei confronti del femminile. È stato commovente come sei riuscito a sostenere la nostra amica quando ci ha narrato delle sue pubblicazioni. In questo momento, scusate, mi sfugge il nome per un fatto emotivo. Angelo, ti ricordi quando abbiamo partecipato? Mirella Santamato? Esatto, la Mirella Santamato, che trovo straordinaria. Il tuo ruolo lì dentro è stato veramente poi allora scusatemi, perché è stato, diciamo, non capisco. È stato proprio, diciamo, il complementare maschile che serve sempre per portare avanti un'opera. Lo dice anche Jodorowsky, no? Jodorowsky ha scritto un libro assieme a una compagna intellettiva, ci è riuscito perché aveva una controparte femminile. Quindi grazie. Poi, dobbiamo chiudere un minuto. Se posso chiudere? Ecco, Maro, se posso chiudere anch'io, mi rendo conto, siamo un popolo, cioè tutti quanti siamo speciali, veramente. Se penso a tutte le persone che fanno le traduzioni, che occupano il poco tempo, lo fanno tutto, proprio come si dice, senza, tutto gratuitamente. Questa è veramente una cosa fantastica. Quindi veramente siamo un popolo bello, bravi, gato, e quindi siamo veramente tutti quanti, come posso dire, per creare un nuovo mondo veramente fatto di gratuità e del valore siamo noi, che si vale 10 miliardi, bellissimo, una life card, con questa life card si potrà girare il mondo senza più usare una moneta, cioè non si sta alzando, io ho studiato, no? Io ho visto anche alla Barbara, ho studiato un po' economia, quindi per ora bisognerebbe fare il passaggio ad una moneta sovrana, no, su una moneta senza debito. No, invece con il popolo del noi proprio si passa questo passaggio e si arriva direttamente ad una life card senza più bisogno neanche di una moneta cartacea. Quindi c'è veramente favoloso, veramente. Però ancora i tempi sono tosti, bisogna... Madonna Edoardo, sei proprio esplosivo! Sì, davvero sono carico. Ah, ok. Va bene. Comunque io non posso che intervenire per ringraziarvi per avermi fatto nuotare nell'olio extravergine d'oliva, liscio come l'olio. Vi ringrazio e ricambio con l'affetto e la stima del cuore, perché il dono più grande che ho ricevuto in questi 3 anni di esperienza è stato ricevere da ciascuno di voi una scintilla sempre capace di restituirmi quella modalità proprio di vivere la vita, di sentire la vita dentro di me, invece che sopravvivere o lasciarla sfuggire. Ho sempre tentato di tenerla in questi termini, però il vostro aiuto è stato determinante. Grazie. Di tutto cuore. Grazie a te, grazie a te. Ehi, iscrivetevi alla chat Noieco OPPT 1776. Volevo dire questo, per entrare nella chat Noieco io sono la referente, per cui dovete passare da me, non c'è link. Addio Anna, è finita allora, non si può proprio fare allora. Vi abbraccio, se qualcuno ha delle domande a cui pensa o si guarda la registrazione, mi contatti pure o nella chat oppure vi fiondate in terre siciliane o su Telegram. È giusto, sì, su Telegram. Sì. Grazie. Io spero di riuscire a salvare la registrazione, spero, perché non l'ho mai fatto, soprattutto dal cellulare, per cui se andasse persa, perdonatemi. No. Speriamo di no. Speriamo che fa in automatico, non lo so. Adesso vediamo quando chiudiamo cosa succede. Sì, va in automatico, però aspetta Anna, aspetta, perché a me devi aspettare che la salva, la trasferisce, come si dice, insomma ha bisogno di un po' di tempo, non premere niente, la fa da sola. Vabbè, speriamo bene. Edoardo si chiama Noieco.
Noi L'ho visto adesso sulla chat, sì sì. Bravo. E poi abbiamo fatto diversi topic di argomenti, dalla struttura, dall'architettura, l'orto, api, e anche questo topic. Bello, bellissime le api, mitiche api. Allora, vado subito a vedere su Telegram, giusto? Sì, sì, nel nostro è una chat del Noie. Vai. Sì, è una chat ufficiale del Noie. Va bene, belli uomini e belle donne. Ci salutiamo, io non tocco niente. Speriamo bene. E alla prossima. Se avete domande, intuizioni, scrivete a Valeria. No. E chi la vuol vedere dal vivo, in presenza, in terra calabrese il 15 e il 16 luglio. Faccio anche un po' di Grazie Anna, io sono pessima, già me l'ero scordato, mi emoziono troppo. Vi bacio. Due ballette oggi, Letizia, grazie Letizia. Grazie a voi. Facevo entrare in Zoom. Baci. Grazie. Ciao. Grazie. Anna, se vuoi rimango un attimo per chiudere insieme e renderci conto se salviamo la rec, rimaniamo un attimo noi due. Sì, okay. Va bene. Ciao. Ciao raga, è stato bellissimo. Donna viva sono. E si sente forte. Ciao. Si vede e si sente. Ciao, usciamo allora. Ciao. Valeria, Angelo. te lo dico in foggiano. Oh, voglio, tu sei proprio fantastico. Ma pure tu sei fantastico, guarda. Ed è un po' che ti osservo, guarda. Madonna mia. Veraci, vulcanici.